Accertata la pericolosità dell'amianto, dal 1994 ne è stata decisa la completa dismissione. Con un provvedimento recente la Regione Veneto ha avviato il progetto di realizzazione di una banca dati informatizzata degli edifici adibiti a scuole pubbliche e private e di quelli aperti al pubblico interessati dalla presenza di amianto. La mappatura è stata affidata all'ARPAV. È un percorso importante che, al di là di quello che monitorare quella che è la presenza in Veneto di edifici con presenza appunto di amianto o meno, per il ricordo che principalmente l'amianto è stato utilizzato in edifici dal 63 1963 all'85 anni 90, diciamo fine anni 90, per cui gli edifici di recente costruzione degli ultimi 20 anni ne sono privi. È una finestra, un'opportunità enorme anche per prevenzione. Il direttore dell'ARPAV ha delineato i risultati della mappatura degli edifici che contengono materiali con amianto, attività che ha ottenuto risposta da parte del 62% dei comuni. La Regione ha stanziato 500.000 euro dunque per gli interventi di bonifica in 33 comuni. Noi siamo comunque soddisfatti perché è un buon risultato. Credo che anche molti comuni siano riusciti nel passato, anche con risorse proprie, ad intervenire, quindi consideriamo che ci sono anche comuni che si erano comunque già attrezzati con risorse proprie, c'è anche questo dato da considerare. Ecco. Il fatto che oggi appunto si dia rilevanza, che è importante insomma, questo contributo e che finalmente si è arrivati anche a trovare le modalità per erogarlo, sia anche un modo per incentivare coloro che non hanno risposto a fare delle verifiche presso le proprie strutture e vedere se ci sono ancora appunto degli edifici che hanno dei residui di amianto. L'appello dunque è rivolto a quei comuni che ancora non hanno dato una risposta. C'è ancora molto da fare perché il problema principale non è sapere dove c'è l'amianto, perché una volta che si sa dove c'è l'amianto, generalmente oserei dire il 99% e 9% delle volte si riesce a gestire in maniera corretta. Il problema è quella parte che non hanno risposto e quindi non si sa se ci sia o non ci sia amianto e quindi è possibile che ci possa essere anche una gestione non corretta poi del materiale stesso.